Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Oggi qui in Consiglio regionale del Veneto presentiamo l'evento conclusivo del progetto Marco Polo a pedali. Quindi sono partiti il 25 aprile da Venezia, giunti a Pechino al ponte di Marco Polo il 1° di agosto, dopo aver attraversato una delle vie della seta che ha toccato i centri principali attraversati da Marco Polo nel suo viaggio. È sicuramente un'impresa sportiva quella compiuta da Alberto Fiorin e Dino Facchinetti, poiché 100 giorni di bicicletta e su strade non propriamente sempre scorrevoli, anzi con oltre 10.300 chilometri, non è da impresa da poco conto, soprattutto se la si affronta a 64-67 anni, l'età appunto di Fiorin e Facchinetti. Quindi tanto di cappello e complimenti ai nostri due rappresentanti veneziani e veneti. Ma c'è un'altra impresa, il viaggio, la scoperta, gli incontri, le nuove dimensioni che le vie della seta permettono lungo un tragitto che ha ancora molto da dire a noi contemporanei. E a maggior ragione oggi, quando non diversamente dalla seconda metà del 200 si stanno organizzando a livello internazionale nuove potenze geopolitiche, economiche, ridefinendo così non solo modelli produttivi ma anche nuovi equilibri sociali, politici, culturali ed economici. Marco Polo è stato un protagonista del tramonto del Medioevo, quando un antico mondo andava scomparendo per lasciare spazio alla rivoluzione che vede il proprio motore nelle città grazie a mercanti, artigiani, maestri di bottega, notai, avvocati, medici, scrivani, artisti, banchieri. Il racconto di Marco Polo, allo stesso modo del racconto del nostri Alberto Fiorini e Dino Facchinetti, contribuì a creare le basi per la formulazione di una nuova e diversa immagine del mondo. Ed oggi abbiamo bisogno di recuperare questa dimensione, capire il mondo che cambia e comprendere dunque quale sarà il nostro ruolo domani, quali occasioni si prospettano per la nostra società, cultura e economia. Non è da tutti percorrere oltre 10.000 chilometri in bicicletta, io neanche immagino quanti sono, ma tutti possiamo trarre ispirazione dal viaggio di Marco Polo come dal viaggio di Alberto Fiorin e Dino Facchinetti, i quali sono riusciti, come sa bene chi li seguì nel loro resoconto nei social, ad affrontare un mondo che non è europacentrico, ma non per questo è meno ricco di suggestioni, idee e bellezze. Menti aperti dunque, perché bisogna essere pronti a tutto e all'imprevisto nell'ultimo momento, ma soprattutto aperti nel confronto con gli altri, con le altre culture, altre concezioni del mondo, e credo che davanti a quell'universo complesso che è l'Oriente ci si sente piccoli, ma si torna a casa arricchiti in maniera straordinaria, grazie a un viaggio lento che è stato possibile assaporare praticamente ogni chilometro, ogni angolo o scorcio di panorama. Una lezione stupenda che lascio ai nostri protagonisti descrivere, perché loro hanno vissuto questo viaggio. Come disse Marco Polo, non ho descritto neppure una 20ª parte delle cose che ho visto. Ecco, credo che questo in qualche modo anche i nostri due campioni, Alberto Fiorini e Dino Facchinetti, non hanno descritto tutte le straordinarie emozioni vissute limitandosi a delle sintesi che comunque hanno il pregio di valorizzare l'idea del viaggio lento, l'idea della bicicletta, un viaggiare che è sempre sostenibile, che appartiene al domani e che è ricco di suggestioni, idee ed emozioni. Lascia loro, i veri protagonisti di quei 10.000 chilometri, il giusto spazio per raccontare la loro impresa che ha dell'incredibile. Grazie, benvenuti in Consiglio regionale del Veneto. Porto anche naturalmente i saluti del Presidente Roberto Ciambetti, che ha voluto lasciare queste note per voi oggi qui da noi, e noi abbiamo presentato il vostro viaggio qualche mese fa, poi il Presidente vi ha accompagnati per qualche chilometro in bicicletta all'inizio del viaggio in partenza da Venezia, e quindi vi ringrazio ancora. Do la parola anche al collega Renzo Masolo, che ha voluto essere anche qui con noi, e poi insomma ai protagonisti dell'avventura. Prego. Grazie, allora ringrazio per l'invito a questa conferenza stampa. Per me è un onore fare un saluto anche proprio a Dino, a Alberto e poi a tutto il gruppo che vi ha accompagnati nell'organizzazione di questo evento. In realtà
Dino e Alberto hanno fatto questo viaggio in coppia, ma in realtà non erano da soli, perché c'era una moltitudine di persone, come il sottoscritto, che ogni giorno si collegava e vedeva i loro post su Facebook, le loro esperienze, i loro incontri, il loro viaggiare in questo modo lento fino a un certo punto, perché tenevano una certa velocità che il ciclista medio non la tiene, perché se noi pensiamo 10.000 km in 3 mesi, in poco più di 3 mesi, capiamo che le velocità non erano propriamente cicloturistiche, ma erano quasi da amatori della bicicletta. Ecco. Ma questo ci fa capire anche che loro due sono persone che non hanno improvvisato un viaggio, ma in realtà questo viaggio è una logica evoluzione rispetto a quello che hanno fatto in passato. L'ultima considerazione che faccio è questa. Questo parallelismo con Marco Polo è una cosa veramente affascinante, perché ci riporta la storia della nostra regione, l'esperienza di questo mercante che loro hanno ripercorso attraverso incontri, attraverso scoperte di posti, attraverso anche la fratellanza, l'amicizia con le persone che incontravano. È una cosa veramente affascinante ed è la testimonianza di una scoperta di un mondo che nel frattempo, in questi 800 anni, è cambiato moltissimo e che si prepara delle sfide grandi. E anche questo è in coerenza con quello che hanno fatto fino adesso Alberto e Dino, perché anche i viaggi che hanno fatto per raggiungere le conferenze per il clima, no? Che negli scorsi anni anche denotano una grande sensibilità rispetto a questo mondo che sta cambiando. Per cui vi ringrazio ancora a nome, come ha detto il collega Sandano, di tutto il Consiglio regionale, di tutta la nostra regione il Veneto e di tutto il popolo dei ciclisti, diciamo, che vi ha seguiti in questi mesi. Grazie ancora. Devo ringraziare il Presidente Sandonà, l'amico Lenzo. Noi abbiamo chiuso un cerchio, come è stato detto prima, siamo stati invitati prima di partire, i primi giorni di aprile. Noi siamo partiti il 25 aprile, il giorno di San Marco. Non poteva essere giorno migliore ovviamente per dei veneziani e soprattutto per omaggiare Marco Polo. Qui in qualche modo in questa casa abbiamo trovato molto aiuto, molto appoggio. Nel frattempo farei partire le immagini, così vedete nel frattempo anche questo mondo che abbiamo incontrato lungo la strada. E ecco, quindi volevo ringraziare sicuramente la Regione per averci incoraggiato, sostenuto, perché in realtà questo nostro viaggio non è stato un viaggio di due amici. Sì, ovviamente siamo amici, ma ha voluto essere un qualcosa di più, ha voluto essere anche un viaggio condiviso, come è già stato detto, con altri. Noi abbiamo cercato in qualche modo di condividere tutti i giorni queste emozioni, queste esperienze che abbiamo incontrato lungo questi 13 nazioni attraversate, 10.500 chilometri. Abbiamo visto veramente abbiamo attraversato mezzo mondo, come si suol dire, e abbiamo attraversato realtà come appunto dai Balcani all'Anatolia, al Caucaso, nazioni anche complicate. Noi abbiamo dovuto, ahimè, purtroppo fare slalom tra le guerre per individuare il percorso corretto da fare. Siamo passati a pochi chilometri dal confine con la Russia e con l'Ucraina, siamo passati a 22 chilometri dal confine con l'Iran, a 25 chilometri dal confine dell'Afghanistan. Insomma, terre che una volta, cioè che adesso sono sicuramente in agitazione, però la dimostrazione è stata anche questa, che siamo passati per Vukovar, come vedete, insomma, per terre che sono state anche devastate di recente appunto da guerre sconvolgenti. Eppure la bicicletta in qualche modo, come è già stato detto, è comunque un messaggio di pace, è un messaggio di rispetto dell'ambiente. Noi questo volevamo fare e la scelta che abbiamo fatto, che è quella appunto di non avere nessun mezzo al seguito, era proprio legata a questo. Noi siamo andati solo con l'energia pulita dei nostri muscoli, non abbiamo utilizzato nessun mezzo d'appoggio.
e abbiamo visto tra l'altro anche in questo lungo percorso che ci ha portato attraverso la Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan, abbiamo notato anche quante cose sono state fatte, per esempio a livello della Cina, di passi, diciamo, in avanti per quanto riguarda anche l'evoluzione, diciamo, la trasformazione energetica. In Cina abbiamo visto delle realtà che proprio non ci aspettavamo. Innanzitutto la notizia è che non ci sono più biciclette, i cinesi non vanno più in bicicletta. Cioè quello che per noi era la nazione per l'eccellenza della bicicletta, in realtà eravamo, non dico gli unici, ma quasi, vanno tutti con mezzi elettrici, mezzi di tutti i tipi che noi non abbiamo mai visto qui da noi, non arrivano motocarri, cose familiari da 4 persone, gli stessi pastori seguono i greggi con una sorta di mezzo elettrico attrezzato, tipo gravel, diciamo, attrezzato per fuoristrada, ma così. E quindi abbiamo visto dei progressi notevolissimi da questo punto di vista. Abbiamo visto anche, ahimè, però, che spesso l'energia elettrica è ancora ottenuta attraverso centrali a carbone, e le nostre divise, che portavano tra l'altro orgogliosamente anche lo stemma della regione Veneto, ma le nostre divise ne hanno risentito pesantemente, sono diventate nere da rosse che erano. La polvere di carbone non si toglieva, insomma, non oso pensare ai nostri polmoni, però ecco, per cui voglio dire, abbiamo vissuto delle realtà incredibili, abbiamo visto anche toccato con mano, soprattutto nelle frontiere con l'Uzbekistan, il Kazakistan e ancora prima, anzi Georgia e Azerbaijan, anche le grosse difficoltà che sta portando questo conflitto tra Russia e Ucraina anche negli spostamenti dei camion. Abbiamo visto 30, 40, 50 chilometri di code di tir fermi alla frontiera, tutti targati Rus, Ukr, Azerb, insomma questa umanità dolente che deve affrontare alle frontiere queste code interminabili di giorni e giorni. Quindi paradossalmente eravamo più veloci, sicuramente più veloci di loro, e quindi siamo venuti in contatto con realtà. L'Azerbaijan è stata una nazione incredibile in cui siamo riusciti ad entrare, ed è l'unica. Noi siamo riusciti ad entrare, abbiamo ottenuto un permesso speciale per poter entrare via terra, perché in Azerbaijan adesso come adesso si entra solo via aerea. E invece siamo riusciti a ottenere, grazie all'aiuto molto importante e intenso del Ministero degli Esteri italiano, che ci ha supportato moltissimo, mettendoci in contatto con le varie ambasciate, creandoci una sorta di paracadute istituzionale, e ha consentito, per esempio, di ottenere dal Ministero degli Interni azero il permesso per poter entrare via terra. E noi, quando siamo entrati, eravamo gli unici alla frontiera, solo qualche camion commerciale, perché le merci comunque continuano a transitare, ma via terra nessuno passa, nessuna macchina, nessuno. Come siamo arrivati? Ci hanno fatto così, chiuso completamente. Abbiamo mostrato il lascia passare. Si sono messi in contatto e siamo entrati in Azerbaijan. Hanno aperto il cancello a doppia mandata, una cosa surreale. E abbiamo pedalato per questa autostrada per 20 chilometri, unici padroni della strada. Noi siamo il traffico, abbiamo gridato ad alta voce. No, a parte gli scherzi, quindi sono state esperienze particolari, anche appunto siamo stati aiutati molto anche dai nostri rappresentanti italiani all'estero, che ci hanno accolto, ospitato, hanno colto questo spirito di Marco Polo, ecco, che è quello che volevamo in qualche modo trasmettere. Anche questo discorso che diceva appunto il consigliere Masolo, che scrivevamo
tutti i giorni dei report sulle nostre pagine Facebook, era questo, la condivisione del viaggio, non è stato un viaggio solo di due amici, volevamo rendere omaggio a questa figura di Marco Polo, ma anche condividendo tutto questo con le persone che in qualche modo avevamo coinvolto precedentemente alla partenza, con una ventina di presentazioni che abbiamo fatto alle varie associazioni di ciclisti, della FIAB, del Veneto, del Triveneto, ma poi anche attraverso appunto queste amicizie Facebook di persone che pur non facendo il viaggio fisicamente lo facevano con noi e ci incoraggiavano e ci davano lo sprone per andare avanti, per superare i 48 gradi del deserto della depressione di Turpan, per superare il vento contrario i 42 gradi del Turkmenistan, parentesi, nazione abbastanza complicata anche dal punto di vista sociopolitico, non funzionavano i social, c'era la rete però non si riusciva a parlare via Facebook, via WhatsApp, eravamo seguiti costantemente da una macchina, di una persona che ci controllava, ci aiutava anche, a dire il vero, ci portava l'acqua. Ecco, quello è stato l'unica parentesi in cui eravamo costretti, eravamo obbligati ad avere una macchina al seguito, perché in Turkmenistan non passi se non hai l'appoggio di un'agenzia turistica turkmena. Ecco, per cui che comunque ci ha anche aiutato moltissimo, perché consumavamo 14 litri di acqua al giorno. Insomma, sono stati abbiamo trovato, è inutile dire, è inutile nasconderci, non è stato un viaggio facilissimo, però siamo riusciti ad andare avanti, arrivare fino in fondo, e la chiave, secondo me, è proprio, forse non l'avete intuito, ma quando al confine tra Kazakistan e Cina, il 22 giugno siamo arrivati, ci siamo guardati, ci siamo anche abbracciati con Dino e abbiamo detto: Dino, ci siamo. Manca solo 4.300 chilometri, è fatta. E allora in questo la chiave è tutta qua, quell'avverbio solo. Se noi avessimo detto ancora 4.300 chilometri, sicuramente non saremmo arrivati. Invece eravamo convinti e contenti, perché sapevamo che mancava solo una nazione, che è stata la nazione più complicata ovviamente, perché la Cina non è una nazione, è un continente, sono tante province, tra cui la provincia autonoma dello Xinjiang, che è quella in cui siamo entrati proprio dal confine col Kazakistan, che è una regione anche quella abbastanza complicata, con tanti controlli di polizia, inutile nascondercelo, però voglio dire, è stato veramente una serie di emozioni, soprattutto legate agli incontri. Ecco, questa bambina che dà il 5 a Dino in qualche modo è un po' il simbolo di tutto l'aiuto che abbiamo trovato lungo la strada, cioè inchiodavano davanti a noi le macchine, usciva l'autista e con 2 bottiglie di acqua, con un'anguria tagliata, con 2 mele, insomma persone sconosciute. Le persone che abbiamo trovato lungo la strada che ci hanno aiutate sono veramente innumerevoli, e sempre nel nome della solidarietà, della fatica. Non riuscivamo a capirci, non riuscivamo a parlarci. In Cina nessuno sa l'inglese, nella campagna cinese quantomeno, e lo stesso in Asia centrale, eppure la gente, avevamo una bandiera che indicava il nostro percorso con le bandiere delle nazioni attraversate, quindi la gente capiva che partivamo da Venezia, arrivavamo a Pechino, e Marco Polo era conosciutissimo. Noi siamo arrivati, questa è la foto del ponte di Marco Polo. Noi paradossalmente, per vedere un ponte di Marco Polo, abbiamo dovuto fare 10.500 km in bicicletta, perché a Venezia non c'è il ponte di Marco Polo. Abbiamo visto la statua di Marco Polo, che a Venezia non c'è. Voglio dire, quindi è un lascia passare Marco Polo, ed quindi è importante. Questi 700 anni penso e spero siano proprio anche importanti per riabilitare, non ha bisogno di essere riabilitato, per sottolineare l'importanza di questo giovane che
ha fatto questo viaggio, questa avventura con occhi assolutamente, non aveva preconcetti, descriveva, fotografava la situazione. Il nostro ambizione in qualche modo è stato anche quello di vedere, di descrivere, di scrivere, diciamo, in qualche modo in questi post sui social anche il nostro personale milione del terzo millennio. Ecco. Abbiamo cercato anche noi di andare con un mezzo così fragile, ma così sicuro dal punto di vista dell'ambiente, senza consumo di energia, di benzina. Ecco, abbiamo cercato con umiltà, insomma, di rendere omaggio al nostro concittadino che ci ha dato tante stimoli e speriamo, insomma, di averli colti. E quando siamo stati accolti dall'ambasciatore a Pechino noi siamo arrivati il 1° agosto, il 2 agosto ci ha dedicato un incontro in ambasciata, siamo stati veramente contenti, emozionati, anche perché eravamo stanchini. Ecco, io vi ringrazio, non so se Dino hai qualcosa da... Hai detto tutto. No.